Il cantante Fedez alla fine se l'è cavata con una archiviazione perché la canzone Tu come le chiami ha connotati irrilevanti, semplicemente non si tratta di vilipendio. La cosa è discutibile assai, visto che l'insulto ci sarebbe e come. Per la Procura di Milano, però, sarebbe soltanto una provocazione dettata dalla ricerca di notorietà. Fin qui la premessa di una vicenda che va raccontata e che sta suscitando un mare di reazioni e polemiche. A distanza di un anno dalla denuncia presentata da un colonnello dei Carabinieri in pensione per vilipendio delle forze armate, perché Fedez con la sua canzone ha definito tra l'altro i carabinieri infami e figli di cani, è arrivata la richiesta di archiviazione per i motivi che abbiamo detto. Secondo il giudice di Milano la canzone non sarebbe da incriminare e neppure l'autore perché non c'è nulla di penalmente perseguibile. Un discorso che non si può accettare e infatti non lo accetta il colonnello Roberto Colasanti, firmatario della denuncia, il quale ora vuole andare fino in fondo perché oltretutto è un dovere stare dalla parte di chi ha sofferto e soffre e sono i familiari dei caduti, di quegli stessi carabinieri che il signor Fedez ha ritenuto di poter oltraggiare a cuor leggero solo per una ricerca di notorietà, per dirla come quel giudice. E non ci sta Rita Dalla Chiesa. Le parole di Fedez contro i carabinieri dice fanno male e dovrebbe chiedere scusa. Chissà se lo farà, ma anche le scuse non placherebbero il grande malumore creato dapprima dai versi della canzone e adesso dalla incredibile sentenza. Concludiamo facendovi ascoltare il parere del professor Alessandro Beluzzi che dice tutto. Come nelle circostanze più importanti ho voluto sottolineare questo mio breve intervento con la fedelissima, l'inno d'ordinanza dell'Arma dei Carabinieri. Da cittadino, da medico legale, da psichiatra forense, voglio esprimere la mia solidarietà all'Arma e al suo comandante generale di Corpo d'Armata Teo Luzzi, il sostegno mio e credo di tanti cittadini onesti di fronte agli insulti rivolti all'Arma da parte di un guitto tatuato di cui non voglio neanche citare il nome e che ha definito i carabinieri infami figli di cani. Che una procura della Repubblica abbia chiesto immediatamente di archiviare questi insulti di fronte ad un presidio della democrazia, della libertà e della Costituzione che ha rivelato forza, onestà, bontà, umanità e competenza anche durante il Covid è un'infamia che grida vendetta al cospetto della civiltà, degli uomini e anche di Dio. Cari amici carabinieri, il mio sostegno e quello di tanti cittadini giunga a voi, soprattutto in un momento difficile per la vita della Repubblica. Ma noi sappiamo che l'Arma sarà un presidio anche nei momenti peggiori come è stato altre volte nella sua secolare storia. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva la difesa della democrazia, della libertà e della pace. Buon lavoro a tutti Carabinieri d'Italia.